Crolla una parte della caserma della Guardia di Finanza di Punta Bianca. A comunicarlo il responsabile di Mare Amico Claudio Lombardo, che afferma come a 25 anni Punta Bianca attende ancora di essere dichiarata riserva naturale. Dentro quest'area vi è un'ex caserma della Guardia di Finanza che potrebbe essere ripristinata e utilizzata per finalità legate alla fruizione dell'area. Dal 1968 invece l'edificio in questione è abbandonato a se stesso, senza alcuna manutenzione e senza alcuna guardiania. Tutto ciò ha provocato diversi crolli, il soffitto è venuto giù, alcune pietre della muratura esterna si sono staccate. Nei giorni scorsi qualcuno addirittura si è pure introdotto nella casa e l'ha ulteriormente vandalizzata, provocando il crollo sulla scala interna. Sono necessari pertanto significativi e urgenti interventi di consolidamento, di ricostruzione, di restauro che mirino alla conservazione dello stabile. In attesa dell'istituzione della riserva naturale da parte della Regione Siciliana, Mare Amico e Mare Vivo chiedono pertanto di aver affidato in comodato d'uso l'edificio in questione al fine di accelerare la messa in sicurezza, la sua ricostruzione prima che sia troppo tardi.